Amici del canale RCM, buongiorno a tutti. Ci colleghiamo con Sabrina Sanna, che è stata definita l'araba fenice del canto sardo. Buongiorno Sabrina! Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Carissima, che piacere conoscerti, poi spero di conoscerti presto anche di persona. La voce della Sardegna, ecco, una voce splendida. Ecco, raccontami un attimino, Sabrina, le tue origini, l'inizio della tua passione per la musica. Ma l'inizio è stato veramente un po' particolare. Dico sempre che la musica mi ha salvato in varie circostanze della mia vita. Ero piccola, giovanissima e cantavo comunque sicuramente spesso in solitaria, nel senso che per me era veramente un rapporto spirituale quello con la musica. E poi un giorno diciamo, mi chiesero di salire su un palco e da lì, insomma, poi è nato tutto. È stata una casualità. Credo che di mio pulpito forse non sarei mai salita, ma devo a questi due carissimi amici, in particolare Roberto Dal Padullo, quel giorno, insomma, in cui salì, poi mi aprì un mondo soprattutto di comprensione verso gli altri, ma anche verso me stessa. E credo che questa sia la parte davvero più importante del canto e della musica. Sabrina, come nasce la passione soprattutto per il canto sardo? La passione per il canto sardo nacque poi successivamente, dopo circa una decina d'anni che percorrevo un percorso totalmente diverso di musiche dal mondo, in diverse lingue della nostra terra. L'incontro con Alessandro Melis è stato sicuramente decisivo e con la sua famiglia, una famiglia fortemente radicata all'interno del folk, della musica tradizionale, della musica popolare. Diciamo che ho accolto questo incontro come un risveglio, nel senso che nella mia vita ho viaggiato, sono stata immigrata e quando ho incontrato Alessandro ho capito che c'era una parte che non avevo ancora conosciuto. Devo dire anche in tutta sincerità, un po' me ne sono vergognata, nel senso che gli studi mi avevano portato lontano, distante, e mi sono detta, caspita, c'è una parte importante di me, di quello che sono ancestralmente, della mia terra che non conosco. Questo progetto sicuramente, come ho detto prima, è servito e sta servendo a riscoprirmi, a riconoscermi, però ho anche pensato di accogliere questa come una missione, nel senso ho detto a me stessa, vorrei che altri giovani non commettessero questo errore, cioè che invece si avvicinassero alla conoscenza della propria terra, delle proprie origini in maniera differente, con consapevolezza. Ed è stato comunque questo quello che mi ha guidato in questo progetto, sia a livello musicale come cantante, ma anche come promotrice, come presidente della stessa associazione, ecco. Ma che bello, questo è un bellissimo messaggio che tu stai trasmettendo ai giovani, come le nostre esperienze poi devono servire per non commettere, come hai detto tu, degli errori. Ecco, se di errori si possono chiamare, ma sai, siamo stati tutti giovani, quindi abbiamo fatto musica di vari generi, anche io suono, quindi capisco benissimo le tue origini. Però è stato molto preciso quello che hai detto, quello di riscoprire la nostra terra. Ecco, vai anche alla... Sì, ecco, se Ecco, vai. posso, se posso Certo, permettermi, scusami se ti interrompo, devi. riscoprirla, ma nell'ottica di mettere questo messaggio al servizio comunque degli altri, nel senso che io penso davvero che la conoscenza della propria terra poi possa permetterci di manifestare dei messaggi ancora più profondi anche nel resto del mondo. Per esempio, ti dico adesso, proprio questi giorni mi è stato chiesto di interpretare un brano della nostra isola, facendo un lavoro di connessione con il popolo armeno, ricordando il genocidio proprio di questo popolo, e io ho accolto questo come una possibilità di crescita. Non è che non vorrei che passasse il messaggio che a volte viene confuso, no? Non è campanilismo, ma No. in realtà una possibilità di accogliere le proprie origini per miscelarle, connetterle ad altri popoli e avere la sensibilità
sensibilità e l'umiltà di creare un canale di comunicazione più profondo nel rispetto reciproco. Questo credo che sia davvero molto importante oggi più che mai con tutto quello che succede intorno a noi. Quindi davvero questo per me è molto molto importante, per quanto sono Beh, anche un po' preoccupata perché chiaramente sarà difficile mettermi in discussione ed è sempre difficile mettermi in discussione con altre lingue. Però è un'opportunità di accrescere il mio spirito e conoscere delle realtà diverse. Ecco, condivisione, penso che sia scambio. sì. Bellissimo. Ecco, Sabrina, qualche accenno sul duo Animas, raccontaci qualcosa in più. Il Duo Animas, siamo io e Alessandro Melis, che è il mio chitarrista. Io come cantante mi sento legata indissolubilmente ad Alessandro, ma ehm, perché abbiamo la stessa visione visuale, abbiamo gli stessi intenti nella musica. È un progetto che, anche se viene portato principalmente in due, cioè chitarra e voce, comunque ha un grande pathos, secondo me, e anche una grande capacità di energia. Entrambi proviamo a raccontare sicuramente una terra che ha tanto da dire, ma anche dei messaggi non soltanto del passato, ma anche del presente, di proiettare tutto questo al futuro. Infatti, diciamo tra virgolette futuristicamente, Alessandro è stato il primo chitarrista che ha applicato delle nuove metodologie espressive al canto a chitarra tradizionale sardo, perché alla chitarra sarda ha applicato l'uso di campionatori del suono, di loop station, addirittura ne utilizza due simultaneamente, e questo non era mai successo e mai capitato prima d'ora. Tutto questo comunque cercando di conservare quel sapore antico, ma di rinfrescarlo e rinnovarlo affinché le nuove generazioni possano cogliere un messaggio attuale. E questo lo facciamo sia musicalmente parlando che poi nella ricerca e nell'espressione dei testi che io stessa scrivo, e quindi cerchiamo di portare dei messaggi comunque che siano attuali. Bellissimo, grazie per queste tue testimonianze. Ecco, se vuoi dare un cenno breve anche su dei progetti futuri, magari con l'associazione, ecco, se vuoi dire qualcosa, siamo in chiusura. Hai il microfono libero. Sì, siamo in pieno fermento, insomma, abbiamo fatto e stiamo facendo delle belle cose. Diciamo che nelle prossime settimane una cosa veramente molto bella che accadrà sarà la registrazione di un brano terminare le registrazioni di un brano molto bello che è stato realizzato insieme a Diana Pudula, vincitrice di The Voice, con la quale abbiamo condiviso un brano di appartenenza della musica sarda. Con lei realizzeremo un video veramente all'aperto, nella natura, Bellissimo. straordinario, e per noi è un grande onore poter collaborare con artisti di questo calibro e anche in tal senso dare un messaggio di una sardità che si evolve e che può oltrepassare, diciamo così, i confini, mantenendo i connotati del tradizional popolare, ma veramente diventando un messaggio di musica universale anche attraverso interpreti e collaborazioni che tendenzialmente comunque si occupano di altre sonorità. Diana è stata straordinaria, quindi insomma sentirete questo duetto vocale dove io e lei scambiamo appunto Splendido. le parole di questo brano bellissimo, e con i musicisti sia della mia formazione che della sua, quindi Una bomba. una bellissima collaborazione. Benissimo, grazie, grazie Sabrina, grazie per l'intervista e spero presto di conoscerti di persona. Ma anch'io ti abbraccio e vi Gra- abbraccio tutti. Grazie. Da Sabrina Sanna del duo Animas da Maurizio Casetuto, ciao a tutti, ciao! Ciao, ciao a tutti.